Arrivo a Salisburgo alla stazione di Puch. Solita scena. Hitler, Ribbentrop, la solita gente, il consueto cerimoniale. Siamo alloggiati al castello di Klesheim. È lussuoso, arredato molto bene. Mobili, arazzi, tappeti, tutta roba che viene dalla Francia. Non devono averla pagata molto cara. A Galeazzo Ciano, il 13° incontro tra Benito Mussolini e Adolf Hitler appare come roba già vista. Eppure, nella tarda mattinata del 29 aprile del 1942, quando Mussolini e il suo ministro degli esteri vengono ricevuti nella magnificenza barocca del castello di Klesheim, il loro ospite, Adolf Hitler, è padrone di buona parte dell'Europa e di 250 milioni di esseri umani, molti dei quali ridotti al selvaggio. In 3 anni di guerra, al prezzo della vita di 1 milione di soldati tedeschi, la Germania nazista ha conquistato un territorio che va da Oslo a Cirene, da Brest a Mosca, un impero ferocemente razzista. In Galeazzo Ciano da Livorno, però, la cosa non sembra suscitare forte impressione, salvo esasperare il suo fastidio crescente per quegli alleati arroganti. Anche Benito Mussolini, dopo le tetraggini di inizio anno, appare rinfrancato, quasi rapito da un'allegria isterica che lo spinge a continui eccessi di giovialità. Il duce prende sotto braccio Hitler, scherza. Il Führer ride, con quel suo tipico vezzo di atteggiare la bocca a cuoricino. Grazie.